Mi chiamo Marcella Canevarolo. Dipingo da quando ero piccola, andavo all'oratorio, quindi con le sorelle, e da lì in poi ecco, ho sempre dipinto. L'acquerello, che ad esempio alle medie a me non piaceva minimamente perché tutta quest'acqua, questa cosa mi creava molta agitazione, non sapevo come si faceva perché non me l'avevano insegnato, e invece poi insomma mi sono proprio innamorata dell'acquerello quando l'ho scoperto più tardi dall'insegnante che avevo, che mi lasciava in realtà sperimentare, però mi aveva dato quelle basi utili per provare e mettermi alla prova, e da lì è rimasto quello, comunque la tecnica comunque delle lezioni, sì. Quello che a me interessa è rappresentare proprio la bellezza, portarla all'altro, che non sia solo bellezza estetica, proprio quella poesia che c'è attorno a noi, e la pittura è quella che me la rende più leggera. Mi piace anche la ceramica, mi piace l'argilla, mi piace la manualità, il legno, però la pittura è quella che sicuramente la tiene più aerea, più diretta. Io uso l'acquerello che usa l'acqua, quindi è un medium che va a lavorare sulle emozioni, quindi sicuramente per lo scopo che ho io è quello più adatto. I fiori nella mostra rappresentano il profumo, quel profumo che vogliamo dare all'altro, no? Quando andiamo nell'incontro con l'altro, il profumo che vogliamo portare, quindi quella qualità che noi scegliamo di portare. Quindi è più una scelta, scegliere che fiore ti rappresenta, quello che senti di più che sei, e quindi anche una possibilità di introspezione per vedersi e capirsi meglio, comprendersi meglio, anche perché sono fiori che hanno questo tipo di energia, quindi anche il fermarsi e sentire qual è il fiore che più ti parla, ti può dare una chiave di lettura su chi in quel momento sei, qual è la caratteristica che ti rappresenta di più. Mentre gli animali rappresentano tanti aspetti di noi, gli animali sono proprio specchio di noi, mentre il fiore è quello che noi scegliamo di portare all'esterno, l'animale è quello che ci accompagna, proprio ci fa vedere chi siamo in quel momento, e è un rinforzo per rendersi conto di qual è la qualità che abbiamo bisogno di mettere in pratica di più, di mettere in atto. Quindi di solito quello che ci colpisce è quello di cui abbiamo più bisogno in quel momento. E poi ci sono i folletti, gli elfi, le fate e gli gnomi, rappresentano la magia, quella magia che io voglio che le persone si ricordino che c'è, che esiste dentro e fuori. Quel momento di commozione che a me è servito tanto vedere nelle persone qui quando sono venute, che comunque mi dà conferma che c'è questa risposta. Nel senso che io ho un rapporto con quello che è un'energia diversa, più leggera, fin da quando ero piccola. Mia mamma è morta quando ero piccola, quindi avevo 3 anni e mezzo, quindi diciamo che ho vissuto tutto un periodo in cui non ero proprio qui, cioè ero un po' legata di là, di qua, quindi c'è questo rapporto con quello che è un'energia che non è così terrena. Ecco, io mi sento molto ponte in questo senso, perché c'è questo collegamento anche dall'altra parte, quindi per questo ti dico, quando i quadri hanno un certo tipo di senso, di significato, sì, perché comunque sono tutte emozioni che vanno a risvegliare delle parti delle persone e che vanno a metterli più in contatto con quello che è il loro cuore, la loro anima. Quindi questo è l'obiettivo, rendersi comunque che si accorgano della bellezza che c'è attorno, e non tanto per la tecnica dei quadri, ma proprio come simbolo, come sono tutti simboli che vanno a risvegliare qualcosa in loro.